Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato trovato cadavere Giancarlo Falcone, 39enne di Cutro, nel Crotonese, di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni. Falcone, con precedenti per furto, è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco. Il cadavere è stato individuato sotto un ponte nel greto del torrente Puzzofieto, nei pressi della frazione Steccato di Cutro, in cui presumibilmente è stato gettato dopo essere stato ucciso. L'uomo, sposato e padre di 2 figli, risiedeva nella frazione San Leonardo ed era scomparso il 27 luglio. Intimidazione ai danni dell'imprenditore Vincenzo Restuccia, ex presidente di Confindustria Vibo e titolare di un'impresa di costruzioni. Sabato sera ignoti hanno sparato 6 colpi di pistola contro la sua villa di Mesiano, frazione di Filandari. Alcuni dei proiettili, oltre a danneggiare il cancello, si sono conficcati negli infissi dell'abitazione, al cui interno si trovavano l'imprenditore e i suoi familiari. È stata bocciata la delibera che il Consiglio Comunale di Kaulonia aveva approvato per dare il voto agli immigrati. Il sindaco della cittadina Regina però non si arrende e ha comunicato di aver presentato il ricorso al Tribunale Internazionale dell'Aia per difendere la proposta del comune. I principi ispiratori sono quelli dell'accoglienza. Il sindaco ammette che le possibilità del ricorso sono poche, ma l'intenzione è quella di creare un caso politico sulla questione. Una vera e propria odissea è quella che hanno vissuto circa 150 viaggiatori che hanno preso il treno a Milano per raggiungere Bovalino. Per compiere il tragitto nell'era dell'alta velocità hanno impiegato 20 ore, di cui 6 da Lamezia alla Locride. Colpa della coincidenza saltata verso lo Ionio per un treno soppresso e il pullman navetta sostitutivo che era pieno. Dati soddisfacenti quelli emersi nel secondo esodo estivo sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Dal monitoraggio dell'ANAS infatti è emerso che in questo secondo fine settimana di agosto ci sono state più auto in circolazione, con il traffico in aumento nel pomeriggio e di sera, ma meno code verso le località turistiche. Per il presidente dell'ANAS Ciucci l'autostrada 3 ha superato la prova, visto che non si sono registrate particolari criticità grazie ai nuovi tratti autostradali messi a disposizione. Nell'ambito dell'iniziativa Legalitalia d'estate 2010 si è svolto ieri sera a Reggio Calabria un dibattito nel corso del quale il giornalista Michele Cucuzza ha intervistato Rosanna Scopelliti e il procuratore aggiunto della città Nicola Gratteri, impegnato in prima linea contro l''ndrangheta e che vive sotto scorta dall'aprile del 1989. L'iniziativa, che si concluderà questa sera a Piazza Duomo, è collegata da 2 anni al premio Antonio Scopelliti, consegnato quest'anno a Renato Cortese, capo della squadra mobile Regina. Nuovo Guinness World Record conquistato sabato scorso a Reggio Calabria, dove è stata sfornata una parmigiana di melanzane di 378 kg. I volontari di Nuova Solidarietà e il loro presidente Fortunato Scopelliti sono soddisfatti del nuovo record inserito in un programma più ampio di sensibilizzazione verso le persone anziane e le persone in difficoltà. Metà parmigiana è stata poi consumata nel Parco Verde di Salice da oltre 1200 commensali. Oltre 30.000 persone, secondo gli organizzatori dell'evento, hanno affollato ieri il lungomare di Soverato per seguire il concerto di Cristiano De André. Nuovi la scaletta e gli arrangiamenti dell'omaggio di Cristiano al padre Fabrizio. In 2 ore e mezza di concerto, intervallati da aneddoti familiari e racconti, Cristiano ha sfoderato molti dei grandi successi di Fabrizio De André. Ultima tappa calabrese il 13 agosto prossimo ad Altomonte.